Gemmati Tahol, gemmati Tahol, gemmati Tahol, gemmati Tahol. My heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video un po' particolare. Innanzitutto perché vedete 8 milioni e mezzo sia di oro e di elisir, perché oggi andremo a fare una cosa molto importante. Infatti andremo a gemmarci i nostri muri a livello 11. No, una gran cazzata. Non ho tutti quei big money per gemmarmi fino al livello 11. Allora, innanzitutto, come potete vedere, sono veramente strafull. E ho ancora un'ora e mezza di scudo, perciò beccatevi questo. A parte scherzi, ragazzi, naturalmente sto scherzando. Allora, due parole su questo aggiornamento. Allora, lo posso descrivere con una parola. Ok, questo non dovete vedere. Lo posso descrivere con una parola. È bello per carità. Il Town Hall livello 11 rinnova totalmente il gioco, però mi sento di dire una cosa. Sta cosa qua, allora, la pausa personale. Aspettate. È una merda. Perché è una merda? Praticamente se io sto online a 3 ore, va bene, dopo 3 ore mi staccano, ok, ci sto, mi staccano perché non posso stare sempre online. Dopo che mi hanno staccato, devono attaccarmi per forza, se no quella pausa personale non va via, anche dopo 2-3 ore. Ecco, vi faccio un esempio, praticamente io sono a 0 di risorse e praticamente nessuno mi attacca perché sono in una lega abbastanza bassa per il mio Town Hall e io devo fare anche un attacco in Clan War. Come cazzo faccio? A parte tutto questo, andiamo a mirare il mio bellissimo villaggio. Innanzitutto qua c'ho scritto il nome del mio canale, Kayang, e qua c'ho un codicino, ma quanto cazzo te ne lo sono. Allora, andiamo a fare sta bel Town Hall livello 11. Allora, 7 milioni, adios, 7 milioni già andati partiti via. Porca puttana, quante gemme mi servono? 1863 gemme. Ok ragazzi, è un po' brutto gemmarvi il Town Hall proprio in faccia, tipo c'ho il big money, vi gemmo il Town Hall. Ragazzi, farò un contest. Ecco, hanno cambiato anche un po' la grafica. Tipo se stanno attaccando in live c'è sto coso qua che si muove. Praticamente farò un contest dove vi darò 100, ecco, ascoltate, 100 euro di gemme. Perciò seguitemi anche nelle prossime ore, perché dopo questo video farò uscire un altro video che darò a voi delle gemme. Allora, costruisci i depositi per... Ok, vabbè, non devo prendere. Gemmiamoci questo Town Hall a livello 11. 3, 2, fanculo. Minzica, sei carino. Ok, ora possiamo contenere già di più. Perciò prendiamo i big money. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Il cannone falcone. Vabbè, intanto il nuovo eroe, cazzo, ci sta, figa, minchia. Cioè, boom, figa. Oh, abbiamo ancora il big money per livello 2. Boom, adios. Allora, qua vediamo cos'è. Allora, c'ho un cannone livello 1. Vediamo che cosa ho qua ancora. No. Difese, una torretta dell'arciere. Allora, olle. Allora, sono praticamente a secco di risorse, non un cazzo. Allora, vediamo cos'è che ci manca. Minzica! Il cannone falcone mega cazzone. Devo andare a gemmarmi un po' le risorse. Aspetta, vediamo. No, non compro un cazzo. Allora, c'è questo qua che è ancora disponibile, 180.000, perciò lo compriamo. Il cannone falcone, vediamo quanto mi costa. Allora, il cannone falcone mi costa 8 milioni e 10 giorni di tempo, ma naturalmente fanculo 10 giorni. L'arco X mi serve 3 milioni, perciò ci facciamo un bel full di big money. Boom! Ma quanto mi faccio schifo. Allora, naturalmente ragazzi, io mi gemmo l'indispensabile. Per quanto riguarda le cose meno importanti che posso fare pian piano, me li farò da solo, perché se gemmo tutto probabilmente perdo anche il gusto di giocare. Allora, dopo aver messo il cannone falcone mega cazzone, ora cosa ci manca? No, un cazzo, che ci prendiamo lo scudo. Dobbiamo prendere questa, l'arco X, perciò andiamo su tesoro, facciamo un altro full di big money. Cazzo, ne ho già usati 7000 di gemme. Allora, intanto vediamo di mettere sta puttanella in upgrade e andiamo a farci il arco X. Ok, vedo che ho ancora un po' di big money. Il cannone falcone mi sento in dovere di gemmarlo, ragazzi, insieme a voi.
Cannone falcone al livello 1, che carino. Ora ragazzi mi gemmerò l'ultimo livello del cannone falcone, sono 10 milioni. Porca puttana, non posso farlo. Minzica, fanculo, devo gemmarmi i depositi di sta minchia. Non so, sono indeciso. Non sono così monegrebbe da gemmarmi anche i depositi, ma vorrei farvi vedere questo cannone falcone a livello 2. Ma vabbè, fanculo, a sto punto mi gemmo l'arco X a livello 2, perciò passeremo a livello 150. Porca puttana, per questo video epico, dopo aver sbossato big money a go go, voglio almeno 15.000 like. Ok ragazzi, 999 gemme, 3, 2, 1, POOM! Cazzo, livello 150! Minzica, finalmente cazzo. Allora, vediamo che ha ancora un po' di big money, vediamo cosa possiamo fare. Allora, togliamo questo che non mi serve a niente. Vediamo in Clan War. Devo anche attaccare in Clan War. Maledetti, mi hanno fatto una stella. Vediamo, andiamo a fare le prey sulla mia difesa. Allora, vediamo se carica. Connessione, ti prego. Oh, grande. Vabbè, allora, vediamo dove hanno attaccato sti bastardini. Comunque non mi sono gemmato ieri il Town Hall livello 11, dato che dovevo studiare. Oh mio Dio. Dovevo studiare si schizzi. Vabbè, andiamo a vedere un po' la mia difesa. Vabbè, sto stronzo mi apre qua e dopo mi metterà dell'assalto per entrare al centro del villaggio. Molto bravo. Bravo. Avrà sbagliato solamente nel... No, non ho sbagliato un cazzo qua. Ci ho avuto culo io. Ah, vabbè, c'hai i Royal 18. Cazzo mene. Cioè, veramente... Cosa vuoi farmi con i Royal 18? Cioè, neanche quelli con i Royal 40 mi fanno un granché. Io riesco a difendermi. Allora, vediamo un po'. È stato bravo lo stesso perché ho rischiato tanto, cioè se distribuiva in modo più equo i suoi maghi, poteva farmi anche la seconda stella. Vabbè, qua io sono un gran stronzo, ho anche la bomba gigante. A parte questo ho anche le inferno multiple, perciò accopo più bastardi possibile nel minor tempo. E ho ancora il mastino in vita che sta dando una rottura di cocomeri a sti maghetti che sono ancora in vita. Ok, la regina è stata attivata l'abilità. Sono usciti i fidi del mastino a rompere i cocomeri. Ma sto registrando? Sì, sto registrando. Se no mi incazzavo. Ok, ecco, i fidi del mastini sono dei bastardi e hanno distrutto la regina. In questo caso ha tentato di farmi un'altra percentuale, ma il figlio del mastino è un gran stronzo. E vabbè, mi ha fatto solamente una misera stellata. Allora, dato che sono curioso di usare questo nuovo eroe, andremo a gemmarci anche l'eroe, dato che, ok, ora avremo anche un po' di big money, andremo a fare anche un attacchino in war. Perciò noi ci vediamo tra poco con le truppe pronte. Ragazzi, comunque, prima di andare a fare l'attacco in Clan War, prima mi sono accorto che ho difeso parecchie difese. Allora, innanzitutto andiamo a guardare la prima difesa che sono riuscito a difendere. Praticamente hanno fatto tutti fail con quasi 40%. Ora vediamo se si carica. Comunque ho notato che con questo nuovo aggiornamento il gioco è diventato un pochino più pesante, naturalmente. Con l'introduzione di questo nuovo Town Hall era quasi naturale. Insomma, andiamo a vedere un attimo questo attacco. Praticamente questa difesa l'ho copiata da un cinese e cazzo se funziona, minzica. Allora, mi sono difeso ben 2 volte. Il nostro amico si è portato un bel po' di velocità. Ok, a dopo. Allora, vediamo che è riuscito a entrarmi al centro del villaggio, cazzo! Ma guardate ragazzi, quanto stronzo sono! Ho tutte le 2 inferno multiple e le ho steccato tutti i suoi maghetti del pippero che tentarono a suo tempo di farmi almeno una stella. Ma in questo caso vediamo che praticamente è arrivato a 28% e tenterà di farmi la prima stella con 50%. Purtroppo unico punto debole di questa difesa che ha un po' di punti morti, ma se tentano di entrarmi dentro, mamma mia, li tiro un calcio e dopo. E vabbè, mi sono difeso anche da sta difesa qua. Facciamo per 4, vediamo dove si ferma. 41%, ma quanto godo. La seconda difesa che ho difeso, cazzo, sempre 41%, mamma mia, sta difesa quanto brucia, ragazzi. Caricati. Oh, caricati. Ok, ora si è caricato. Allora, stessa roba, sto qua mi entra sempre dallo stesso punto, praticamente da qua, ma vedrete quanto io sia stronzo, perché ho 2, non una, ma ben 2 bombe giganti qua al centro. Ora, guardate, oh, ma quanto godo!
praticamente ho tolto metà della vita ai suoi golem. E dietro purtroppo c'avevano ancora dei maghetti che non li ho fatto saltare in aria. E avevo ancora la regina 21. Naturalmente io stronzo come sono, mi sono portato i mastini e naturalmente mi sono messo anche qualche sgherretto. Sì, sgherretto, scheletrino. E guardate qua ragazzi, attiva l'abilità, mette anche la veleno, sto qua furbo, ci arriva dopo. Attiva l'abilità, PUM! Spara, spara, spara. E c'è la mia regina 40 qua. Mio Dio, quanto culo ho avuto. Insomma, hanno fatto un paio di fail. In questo caso sono arrivati a 34% e hanno tentato di farmi sempre la prima stella con il 50%, però non ci sono riusciti. Allora, ora andiamo a vedere se le mie truppe sono pronte. Allora, vediamo un accampamento. Mi manca qualche... Mi hanno dato una pozione velocità. Bah. Allora, vediamo cosa mi posso gemmare qua. Oh mio Dio, mi si è incastrato. Allora, il golem qua. Mi gemmo sto qua, a sto punto. Mi gemmo anche questo, ma sì, una gemma. Allora. Nuovo eroe, sei pronto? Ma com'è tenero sto qua che dorme? Gran sorvegliante. 3, 2, 1, col cavolo che dormi. Ok. Ok, mi sento pronto. Perché cazzo mastino? Perché cazzo mastino nel castello? Ok, dov'è il mio castello? Dov'è il mio castello? Con sta difesa non vedo una cippa. Allora, ok, mi sono dimenticato come si gioca. Allora, chiediamo Golem war urgente. Uscitemelo. Gemmatemelo. Gemmatemelo. Mettiamo anche un po' di cuoricini, dai. Comunque mi piace molto questa cosa qua che sopra il vostro nickname c'è la scritta in verde, così capisci che siete... Oh, grazie Francesco Chan, visto che ci sono ti saluto anche. Ciao Francesco. Allora, bene bene. Hanno filato sul primo 70%, io non c'ho voglia di... Mi tocca farvelo guardare in live a questo punto ragazzi. Allora, UK 99, vediamo cosa fa. Allora, il nostro amichetto si è già gemmato il nuovo re a livello 5, cos'è? Sì, è a livello 5. Allora, UK, dai, non filarmi qua così in diretta. Lui non sa neanche che sto registrando in questo momento. Allora, il mastino lo porta fuori. Ha ben 2 pozioni veleno. Vediamo cosa farà. Distruggerà prima il mastino? Ah, comunque ragazzi, la Walking Queen non funziona più se mettete 4 guaritrici sulla Queen. La Queen, praticamente le guaritrici... Solamente una si metterà a guarire la Queen. E fanculo, Supercell ha fatto una cosa brutta. Allora, pozione veleno. Vabbè, la mongolfiera gliela benedice subito, però non so se con la pozione se la benedice. Forse era meglio se lo lasciava dentro e lo distruggeva con i maghi d'assalto. Ma sì, sgherri. E che cazzo ragazzi, devo farmi anche sgherri a livello 6. Sì, a livello 6 e a livello 7 erano. Allora, dai, destroyed, vabbè, mastino ciccione non muore. Ha messo l'esalto, Vediamo, ok, già il re nuovo a livello 2, sono usciti i figli di mastini. Messi golem, ragazzi, inizia la penetration, oh mio Dio, entra in azione il cannone cazzone. Mio Dio, avete visto che figata di 7 che lancia in cielo? E mamma mia, cazzo fa scendere, veramente? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ha congelato il cannone cazzone e ha congelato anche la torre inferno. E qua abbiamo l'arco X a livello 1 nuovo di zecca. Ok, il re non l'ho visto. Oh mio Dio, è passato proprio sulla bomba gigante. Speriamo, Yukai, dai che sei senza pozioni. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Se faili così in live ti picchio. Oh mio Dio. Vabbè, dai, c'ha culo qua. C'ha culo, li prende di Town Hall con la regina al 40, ovvio. Tangde, aia, scheletrini di merda. Siamo arrivati al 40%. Ho ancora 3 giganti, 3 sgherri e 5 arcieri. Riuscirà il nostro eroe a fare il 50%? Vedo che è in parecchio in difficoltà. Veramente tipo stava dicendo Menzega! Cazzo vogliono sti 3 scheletrini del cazzo, veramente, dai, UK! No, Yukai, non farti benedire così. Stronzo, che bello. Ha messo lo sgherro contro i scheletri. Ok, scheletri sono morti. Comunque non so neanche quando caricherò sto video, sta diventando veramente lunghissimo.
Allora, 41, 42, non so se prende 42 con questa qua. Ok, 42 assicurato. Messo i giganti, non so perché tutti là. Penserà di fare una mini... fanculo, si è fatto benedire qua. Purtroppo Yukai non fa il 50%, ne farà 43. 43. Comunque bravo lo stesso, cioè non siamo ancora abituati con questo nuovo cannone falcone, dovremmo ancora abituarci, perciò io non andrò a filare in live, ma guardate se ho le truppe pronte, sì, prontissimo. Andremo a fare un classico Town Hall al 10. Fanculo! Anti 3 stelle. Me lo dovevo immaginare qua, veramente. Mi stanno sul caso se è difesa, veramente. Oh, minzega, sì, 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 sì. Attacca! 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 Allora, una cesta qua. Una cesta qua. E quella là gliela metto dopo. Ta ta ta. Ta ta ta. Ragazzi, i maghi ben divisi. Non tutto al centro, perché se dopo va tutto al centro... Probabilmente se scoppia una bomba gigante siete veramente fritti. Vediamo che i maghi puliscono un po' il centro del villaggio e poi potremo andare all'interno. Mettiamo una pozione qua, una pozione qua. Penso anche il tempo dei eroi. Non benedetemi nessuno. Ok, visto che ci siamo, mettiamo questa pozione velocità. Ok. Siamo messi un po' maluccio, molto maluccio. Abbiamo l'inferno vaffanculo, i miei eroi stanno girando. Porca puttana. Vabbè, dai, c'ho i maghetti bastardi qua al centro. Dai, ok, inculato. Easy. Allora, ancora il re che sta morendo, minzega. Distrugge sta inferno multipla. Dai, che ora stiamo qua per fare un po' di percentuale. Vediamo che il nuovo eroe fa... non si capisce un cazzo. Relativo di danno non è neanche tanto, ma neanche poco, insomma. Vabbè, allora, vediamo un po'. Non dobbiamo farci steccare la regina degli arcieri. Oh, mica male sto raggio qua che lancia il nuovo re. Credevi di incularmi? Credevi? Tu hai solo creduto di incularmi. Vabbè, qua c'è ancora un golem che sta per essere steccato. La regina fa percentuale. Intanto mi studio dove mettere ste qua. Un cazzo, non si mette da nessuna parte qua. Minzica. Allora, potrei fare così. Tutto da un lato, in modo tale di almeno prenderne una, dato che ci sono ancora gli eroi in vita. Minzica, non me la stecchi, bastardo. Ecco, ora vediamo che il re è da solo. E non fa un cazzo di attacco! Fanculo! Vabbè, 75% e ora devo fare anche il secondo attacco. Allora, vediamo cosa ho scritto. Ok, ciccio, per quello no, è una pippa. L'ho capito anch'io che questo nuovo eroe è una pippa in attacco e più che altro fa magia e sto qua. Vabbè, ho ancora 6 milioni. Che mi faccio, ragazzi? Intanto mi faccio un po' di ste pozioni. Devo attaccare di nuovo in Clan World. Perciò queste solite pozioni. Comunque, un'altra cosa che mi è piaciuto veramente tantissimo di questo aggiornamento è che praticamente per velocizzare le vostre truppe non costerà neanche così tanto. Il prezzo sarà diminuito nettamente in quanto gemme. Ok, ora mettiamo sto arco X a livello 2. Ragazzi, sapete che non ho mai usato l'arco X a livello 2, sia per Town Hall 9 sia per Town Hall 10, li ho fatti tutti da 1 a 3 per 9 e da 1 a 4 per il Town Hall a livello 10. Io speravo in un arco X a livello 5, purtroppo non mi hanno accontentato. Sti qua al 4 sono belli, però non sono veramente il top. Allora ragazzi, questo è il video di oggi, come al solito spero che vi sia piaciuto, lasciatemi almeno 15.000 like. So che in questo video ho gemmato veramente tantissimo, 9.000 gemme non sono poche. C'è qualcuno che ha gemmato 30.000 gemme, ma quello è un altro discorso, perché quello là è pieno di big money. Vabbè ragazzi, come ho detto prima, farò un contest per voi, sgancerò 100 euro, non c'ho neanche il portafoglio qua. Insomma, vi sgancerò 100 euro, perciò lasciatemi un like, un commento e ve ne dirò vi informerò di più sul prossimo video, like e commento e noi ci vediamo dopo.